buongiorno, un saluto ai nostri amici telespettatori. Eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è il nostro gradito ospite il dottor Jacopo Cancelli, che è neurologo all'azienda sanitaria del Friuli Centrale, azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, e tra l'altro il dottor Cancelli è consigliere dell'associazione Alzheimer. Buongiorno dottor Cancelli, l'abbiamo disturbata, so che lei è molto impegnato in questi giorni, però con lei vorremmo fare una chiacchierata, praticamente l'Alzheimer ai tempi del Covid. Facciamo un bilancio di quella che è stata la situazione in passato e di come è evoluta in quest'ultimo periodo. Buongiorno a voi innanzitutto, grazie, non mi disturbate assolutamente, anzi è un piacere essere qui con voi. Dunque, sicuramente il Covid ha colpito da un punto di vista non solo medico, ma anche da un punto di vista sociale, tutte quelle che sono le categorie più fragili. E la categoria dell'anziano con disturbi cognitivi è sicuramente una categoria di estrema fragilità. Sono stati colpiti in maniera severa, sì, da un punto di vista medico, nel senso che sicuramente, soprattutto l'anno scorso, quest'anno onestamente l'organizzazione ha permesso di continuare o meglio di garantire la continuità di cura all'interno dell'ospedale e negli ambulatori, ma sono stati colpiti fortemente da un punto di vista sociale e della socialità. Sia nel momento in cui sono a domicilio, in cui quindi sono comunque costretti nella loro casa ancora di più di quanto la loro condizione non li costringa, quindi con pochissima possibilità, per esempio, di frequentare quelli che sono i centri diurni dove è possibile fare socialità, dove è possibile fare stimolazione cognitiva, dove è possibile migliorare anche la propria condizione fisica, anche e soprattutto nel momento dell'ospedalizzazione sono stati colpiti. Immaginatevi quale stress per questo tipo di pazienti non poter vedere nessuno dei propri parenti durante il periodo di ospedalizzazione, ancora peggio naturalmente quelli che sono degli ospiti di cura, o scusatemi, degli ospiti all'interno di quelle che sono le RSA, quindi le lungodegenze o delle case di cura dove nella sostanza sono residenti a tempo pieno. Questo direi che è stato forse l'aspetto più pesante per questi pazienti, cioè l'impossibilità nel momento in cui sono ricoverati o in cui sono comunque ospiti di case di cura di non poter più avere contatto con i loro cari, i loro parenti a causa delle quarantene che sono state necessarie. Lo stesso peso naturalmente anche per gli stessi parenti che non hanno potuto seguire e visitare i loro cari. Direi che questo è l'aspetto forse che li ha colpiti di più. Ecco, quindi adesso che fare per recuperare? Secondo lei, nei casi in cui ci sia stato un peggioramento appunto delle condizioni, si può recuperare in qualche modo? Sì, innanzitutto speriamo di uscire da questa pandemia, nel senso che sia possibile di nuovo ritornare a una vita il più possibile normale, in cui ci sia più continuità anche nei rapporti sociali e tutto. E qua il mio invito è naturalmente tutti a vaccinarsi, perché si è visto come il vaccino sicuramente abbia un effetto importantissimo. È comunque fondamentale anche e soprattutto mantenere la continuità di cura, quindi riprendere tutte quelle che erano le abitudini precedenti, quindi la frequentazione dei centri diurni, la frequentazione degli ambulatori dedicati, andare sempre regolarmente a trovare i propri cari. Poi in realtà, secondo me, tutto sommato, danni irreversibili non ce ne sono stati in questo momento da un punto di vista della demenza, se no naturalmente il tempo perso che avremmo potuto dedicare ai nostri cari, ma quello purtroppo non ci verrà più dato. Senta, facciamo il quadro anche della situazione. Quanti sono qui nella nostra zona? Quante sono le persone che hanno queste problematiche? Allora, come problematiche cognitive, l'Alzheimer è solo una parte delle problematiche Sì. cognitive. Fate conto che la demenza è sicuramente estremamente diffusa. Più o meno possiamo dire schematicamente 6-8% delle persone sopra i 65 anni, quindi in Friuli noi ci possiamo immaginare circa 20-30 mila persone affette da demenza di forma più o meno grave. Di queste il 65% è rappresentato dall'Alzheimer. Ma all'incirca è questo l'ordine di grandezza. In tutto il Friuli 20.000-30.000 persone affette, diciamo 25.000 per fare una media. Quindi l'incidenza sulla popolazione e soprattutto dopo che età si presenta? Dopo i 65 anni incomincia ad avere una Dopo i prevalenza nella 65 popolazione. anni. Sì. Questo non vuol dire che non esistano demenze prima, precedentemente, ce n'è una quota, ma la stragrande maggioranza è sopra i 65 anni. L'impatto sulla popolazione, il peso della malattia sulla popolazione si sente soprattutto sopra i 65 anni. La demenza è
sicuramente correlata all'età, è il fattore di rischio principale. Con l'aumentare dell'età aumenta la probabilità e la prevalenza della demenza della popolazione. Si passa appunto da Sì. 6-8% sopra i 65 anni a quasi il 65% delle persone, scusi, a quasi il 50% sopra le persone sopra gli 85 anni. Qualche campanello d'allarme prima che effettivamente la malattia si manifesti. Il campanello d'allarme è quello più tipico, è il disturbo di memoria. Mm. Un disturbo di memoria che però deve essere un cambiamento rispetto a un livello precedente. Questo è il sintomo più frequente. Non sempre il disturbo di memoria poi è indice in realtà di una progressione in demenza, a volte può essere solo stanchezza, può essere depressione, un periodo Ecco, di infatti stress. volevo proprio Ma chiederle questo, perché no, può capitare, entro in una stanza e mi dimentico praticamente che cosa sono andata a fare in questa stanza. Ecco, questo può essere un campanello d'allarme. O è se una diventa causa una cosa casuale perché costante, uno ha tante idee, ha tante cose da fare durante la giornata. sì, come Eh, dico sempre io, se questo fosse un sintomo io avrei già la demenza da tanti anni, ecco. nel senso che non mi preoccupo più. Però in realtà la cosa secondo me più caratteristica è un Mm, cambiamento rispetto a un livello funzionale precedente. Cioè sì. se uno è estremamente preciso, estremamente puntuale, a un certo Mm, punto si accorge che in maniera costante incomincia a perdere queste sue capacità e che questa perdita continua. Ecco, questo direi che è la caratteristica più mm. tipica di un primo sintomo di demenza. Poi ci possono essere tanti altri sintomi differenti. Ci può essere, per esempio, incominciare ad avere delle difficoltà di orientamento in luoghi noti, non ricordarsi mai dove si parcheggia la macchina, perdersi, dimenticarsi appunto gli appuntamenti, avere difficoltà sul lavoro nel caso raro di esordi in fase precoce. Senta, Poi ci lei è sono anche, dei sintomi. sì, lei è anche No, consigliere no, no, no. appunto dell'associazione Alzheimer. E come è organizzata anche l'associazione? Che cosa fa sul territorio? L'associazione, intanto ci tengo a dire, è un'associazione rivolta soprattutto ai parenti, cioè a chi si prende cura di questi malati. L'associazione fornisce tutta una serie di servizi ai parenti dei malati che iniziano innanzitutto con la formazione, quindi con la divulgazione di quelle che sono le nozioni sulla malattia, anche sull'insegnamento e sulla preparazione di chi si Mm, prende cura. C'è uno sportello dedicato in cui è possibile fare domande, in cui è possibile ricevere informazioni, sia sulla malattia sia su quelli che sono i servizi che per esempio il comune, la regione possono mettere in campo per aiutare l'assistenza di questi malati. Poi ci sono tutta una serie di iniziative che l'associazione fa. Facciamo per esempio alcuni corsi in cui appunto si insegna e si parla della malattia. Facciamo degli incontri in cui nella sostanza i parenti fanno dei gruppi di mutuo aiuto, cioè si condividono quelle che sono le esperienze per ridurre anche il carico emotivo e di mm. stress. Ci sono anche tutta una serie di laboratori per i malati stessi, cioè di laboratori in cui nelle fasi naturalmente più lievi c'è la possibilità di stimolare le capacità cognitive e la socialità dei pazienti. Questo è un aspetto estremamente importante. Effettivamente sul territorio c'è bisogno, no, anche di questo gruppo che operi, perché non sempre le istituzioni arrivano dappertutto. Penso che sia fondamentale. Mm, Penso che sia fondamentale una rete che permetta anche proprio la collaborazione tra gli stessi parenti. Io sì. sono un assoluto fautore dell'associazione, non perché ne faccio parte, ma ne faccio parte perché sono un assoluto fautore. Mi sono accorto di quale sia l'importanza di queste associazioni per non far sentire soli coloro che sono vicini a questi malati. Anzi, invito tutti a unirsi a questa associazione e a venire a trovarci ed eventualmente anche a farne parte. Più siamo, più sicuramente siamo in grado di aiutare. Senta, per quanto riguarda novità nelle terapie, ci sono possibilità che si affacciano? Ci sono delle novità all'orizzonte. Diciamo che il tentativo, la nuova prospettiva che si sta aprendo in questi anni è quello finalmente di trattare le cause della demenza di Alzheimer, non più solo i sintomi come stiamo facendo fino adesso. Ci sono tutta una serie di farmaci in studio
A essere onesti, uno è stato anche già approvato negli Sì. Stati Uniti, ma con dei risultati estremamente contraddittori, tant'è vero che gli organi regolatori europei non hanno dato l'autorizzazione alla commercializzazione e all'utilizzo in Europa. Forse anche giustamente, forse ancora un po' presto. Ma nella sostanza questi nuovi farmaci si basano su un'idea, che tutte le malattie neurodegenerative, e l'Alzheimer fa parte di questa, è la più frequente, sono dovute all'accumulo di proteine all'interno del cervello. Sono proteine che in realtà produciamo noi stessi e come tutte le proteine noi le produciamo, le utilizziamo e poi a un certo punto le smaltiamo, le degradiamo e incominciamo a smaltirle. Nelle malattie neurodegenerative, per tutta una serie di motivi che ancora non comprendiamo benissimo, sicuramente l'invecchiamento favorisce questi processi, queste proteine una volta utilizzate non vengono più degradate e si accumulano all'interno del cervello, creando quindi una situazione di tossicità d'accumulo di rifiuti, chiamiamo così. Ora, tutti questi nuovi farmaci sono dei farmaci che ripuliscono da queste proteine. Questi farmaci hanno dimostrato di essere in grado di ripulire il cervello da queste proteine, però per il momento un corrispettivo clinico che corrisponda a questa capacità di ripulire le proteine non è ancora stato dimostrato con chiarezza. È per quello che questi farmaci sono ancora in stand-by. Dottor Cancelli, io non posso fare altro che ringraziarla, siamo giunti ormai al termine di questo appuntamento. La ringrazio, magari se avremo occasione ne riparleremo ancora, parleremo ancora di novità, di terapie in una prossima occasione. Non posso fare altro a questo punto che ringraziare il dottor Jacopo Cancelli, che ricordiamo essere neurologo, che lavora all'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale e che è consigliere appunto anche dell'associazione Alzheimer. Grazie per essere stato con noi, grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito. A tutti, arrivederci.